Mi chiamo Bozzo Gianmario, sono presidente dell'Università Popolare Auser di Treviso. Quest'anno fa 35 anni perché siamo nati subito dopo l'abbattimento del muro di Berlino e chi ci ha fondato è stato Cesco Frare, che ha fatto da presidente. Quando si è ritirato la presidente è diventata la mitica Luisa Tosi, devo guardare dentro, e il presidente successivo è stato Piero Fabris. Io sono stato votato presidente dell'Università Popolare a gennaio di quest'anno. Noi abbiamo 4 linee di attività principali che hanno come base la promozione dell'invecchiamento attivo. L'attività principale è quella delle conferenze, ogni anno teniamo circa 27 conferenze, alla quale partecipano mediamente 60-80 persone, salvo eventi particolari dove superiamo anche 100 persone. Abbiamo il mitico coro dell'Università Popolare di Treviso, per il quale invito tutti a partecipare al concerto del 29 aprile alle 8:30 a Sant'Eunisto per ricordare l'80° anniversario della liberazione della città. Il coro è diretto da Erika Boschiero, la bravissima cantautrice nota a livello nazionale e internazionale. Il coro in particolare ha partecipato l'altro anno all'incontro con Papa Francesco all'Arena di Verona, quindi abbiamo un coro costituito da 50 signore di età variabile tra i 60 e i 95 anni che hanno un sacco di energia, un sacco di passione. Dopodiché l'altra attività è quella dei corsi di inglese che hanno 4 classi, e l'ultima attività è quella della cultura in movimento, per cui vengono organizzate visite a musei, luoghi, eccetera, eccetera. Abbiamo complessivamente più di 210 iscritti. Il coro, ho già detto, è costituito da 50 elementi, i corsi inglesi hanno più di 100 persone che li frequentano. Quello di cui vado particolarmente orgoglioso è che i nostri relatori sono sempre stupiti dalla presenza e dalla vivacità del nostro pubblico, nel senso che le domande che vengono presentate non sono mai banali. Gli argomenti che affrontiamo sono molto ampli perché hanno a che fare col tema della cittadinanza e quindi la Costituzione, l'appartenenza all'Unione Europea, gli scenari geopolitici in questa situazione particolarmente complessa, il discorso della storia del territorio. Il tema è questo. Il tema della cultura è fondamentale perché ogni uomo deve sapere la sua identità, la sua storia, e perché la memoria è fondamentale anche per orientarsi verso il futuro. Tra le attività che stiamo portando avanti è quello di un coordinamento tra le diverse associazioni culturali della città, perché a Treviso manca una presenza civica di associazioni interessate alla cultura declinate in maniera diversa. Abbiamo da scontrarci con un tema culturale che è quello dell'individualismo, perché ogni associazione porta avanti la sua identità, però alla città dobbiamo offrire qualcosa di più ampio e di più importante, che è quello di una visione sul nostro futuro, priva di riferimenti ideologici, ma attenta a recuperare un ruolo di Treviso capoluogo di Marca, perché noi viviamo in un territorio estremamente ricco anche di reperti di storia, di archeologia, di letteratura, di arte, di scultura, e questo è un patrimonio che deve essere conosciuto e trasmesso agli altri, perché il nostro futuro dipende da quanto questa dimensione verrà anche passata alle future generazioni.